Tacitelec a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Gli insegnamenti di Sua Santità Dalai Lama sul destino compiuto di Che Tsongkhapa il primo giorno. Il Sikyong riceve un'udienza virtuale con Sua Santità Dalai Lama. I sostenitori della causa tibetana in Sudafrica, Russia e India si congratulano con il Sikyong Penpa Tsering. Il Sikyong Penpa Tsering esamina la situazione e la preparazione del Covid-19. Il Sikyong incontra i commissari della giustizia suprema tibetana. La capitale ungherese Budapest inaugura la via chiamata Via Dalai Lama. Sri Ramakrishna Seva Ashram Samiti, Roorkee, celebra Buddha Purnima come Tibet Day. Nel primo di 2 giorni di insegnamenti, Sua Santità Dalai Lama ha dichiarato che non prega perché i 7 miliardi di esseri umani che vivono oggi diventino buddisti, ma lavora per creare un mondo pacifico in cui le persone coltivino l'amore e la compassione le une per le altre. Sua Santità ha dato degli insegnamenti online di 2 giorni sul destino compiuto di Tsongkhapa alla gioventù tibetana dalla sua residenza martedì e mercoledì scorso. Sua Santità Dalai Lama, mentre dava udienza virtuale a Sikyong Penpa Tsering mercoledì scorso, ha osservato che è responsabilità del Sikyong eletto guidare la causa tibetana e guidare il popolo tibetano attraverso le sfide imminenti seguendo principi e pratiche democratiche. Il Sikyong Penpa Tsering ha informato Sua Santità con il resoconto dettagliato dei passi immediati che ha intrapreso negli ultimi 7 giorni per affrontare le questioni più urgenti, compresa la crisi Covid-19 e il suo impegno a trovare una soluzione duratura per il conflitto sino-tibetano attraverso un approccio non violento. Il principe Mangosuthu Buthelezi, leader parlamentare e fondatore del Partito della Libertà Inkatha e presidente emerito, si è congratulato con il Sikyong Penpa Tsering per la vittoria elettorale. Esprimendo forza e coraggio al Sikyong, il principe Buthelezi gli ha chiesto di essere ospite alla prossima apertura del Parlamento durante la sua visita in Sudafrica. Il principe ha anche lodato il dottor Lawson Singhi per i suoi 10 anni di servizio. Anche il membro rosso della Duma, il TSG e Citizen Power Initiatives e Bharat Tipat Samanvaya Sangh hanno inviato i loro messaggi di congratulazioni a Sikyong Penpa Tsering. Hanno augurato il successo alla nuova leadership tibetana e riaffermato il loro impegno per la giusta causa del Tibet. Anche il Tibet Support Group in India, il Bharat Tibat Samanvaya Sangh, si è congratulato con il Sikyong Penpa Tsering. Il primo giorno di amministrazione, venerdì scorso, il Sikyong Penpa Tsering ha esaminato la situazione del Covid-19 nelle comunità tibetane in India e Nepal attraverso un incontro con la Task Force Covid-19 dell'amministrazione centrale tibetana. Il Sikyong Penpa Tsering considera la lotta contro la pandemia da Covid-19 nelle comunità tibetane in India e Nepal come una delle sue principali priorità. Il Sikyong ha visitato i centri di quarantena a Dharamsala e inaugurato la nuova ambulanza del Delek Hospital. Sabato scorso il Sikyong ha emanato le nuove linee guida del 16° Kashag sul Covid-19 che si concentrano sul raggiungimento della piena copertura vaccinale per le comunità tibetane in India e Nepal, dando priorità alle cure mediche e alle forniture di attrezzature per coloro che lottano contro il Covid-19 e fornendo soccorso ai bisognosi e a coloro che sono colpiti dalla pandemia. Nel suo primo incontro con i commissari della giustizia suprema tibetana, il Sikyong Penpa Tsering ha dichiarato martedì scorso il suo impegno risoluto nel forgiare l'unità all'interno della comunità tibetana in esilio. Al fine di focalizzare l'interesse collettivo verso un obiettivo comune, il Sikyong ha detto che rafforzerà le relazioni interne raggiungendo tutte le sezioni della politica dell'esilio, che comprende non solo la Commissione Suprema di Giustizia tibetana, il Parlamento tibetano in esilio e i suoi organi autonomi, ma anche NGO e media. Il Sikyong dovrebbe presto tenere incontri simili con i capi di varie altre autorità dell'amministrazione in esilio. Il sindaco di Budapest, Gegeli Karacsony, e il sindaco del nono distretto di Budapest, Cristina Baragni, hanno inaugurato mercoledì scorso la via intitolata Dalai Lama nella città di Budapest, capitale dell'Ungheria. I sindaci di Budapest hanno espresso le loro preoccupazioni per la strategia diplomatica cinese della trappola del debito e l'estensione dell'influenza antidemocratica cinese nei paesi democratici, compresa l'Ungheria. La strada è stata rinominata insieme ad altre 3 strade, Uyghur Marty Street, Free Hong Kong Street e Bishop Hieshi Kwang Street. La ridenominazione della strada è vista anche come una mossa contro l'accordo del governo ungherese sulla costruzione di un'università cinese, dato che le strade rinominate circondano il sito previsto del progetto di infrastruttura cinese proposto.
Il Buddha Purnima, il giorno di luna piena del mese sacro di Sakadawa, sotto la bandiera di Sri Ram Krishna Seva Ashram Samiti in Uttarakhand, ha organizzato un programma virtuale intitolato Tibet, un ambasciatore ideale di pensieri di Buddha. Il programma virtuale ha visto discussioni sui fatti storici del Tibet e ha evidenziato il significato dell'esistenza del Tibet non solo per la comunità globale, ma per salvaguardare il confine indiano dal bordo dell'Himalaya. Hanno anche parlato dell'interferenza cinese nella reincarnazione di Sua Santità Dalai Lama e della relazione tra India e Tibet. Per questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.